Allora, Patrizia, oggi con il tuo staff legale, che sta seguendo fin dall'inizio la vicenda di tuo figlio, avete messo un punto fermo sulle speculazioni in atto. Addirittura oggi sono uscite delle persone che vendono le magliette con l'immagine di Domenico e avete realizzato una fondazione. Questa fondazione di cosa si occuperà? Si occuperà di mala sanità di quei bambini che sono stati vittime di soldi, cosa che io non ho mai chiesto e mai accettato. Allora, Francesco, noi abbiamo fatto ieri una lunga discussione sul merito, per oggi c'è una novità. Ci sta un altro indagato. Oggi c'è un altro indagato e c'è una novità più grande è che la Procura ha predisposto d'ufficio l'incidente probatorio. Che si... Un accertamento tecnico, quello autoptico, devo parlare per forza in termini un Ah, po' più ok. tecnici, perché sennò Spieghiamolo in modo il più semplice possibile. io ci provo. L'autopsia verrà fatta quando viene fatta dalla Procura, ha un'efficacia meno forte nel processo, in dibattimento. Io lo sto spiegando Mm, facile, poi dopo dicono che non so. mm. Vabbè, facciamo capire alla gente che vuole capire. Dibattendo davanti al giudice se l'accertamento tecnico autoptico viene fatto dalla procura ha un'efficacia meno terza e imparziale, cioè meno forte perché viene considerato meno terzo e imparziale rispetto a quando lo stesso accertamento tecnico ripetibile viene fatto dal GIP, che è un giudice, è un magistrato terzo rispetto all'accusa, che in questo caso è la procura, no? Perché la procura è l'accusa, quindi è una parte del processo, si dice, mentre il GIP è sovraordinato a accusa, diciamo, a imputato, accusa, persona offesa, è parte terza e imparziale. La Procura ha deciso una visione garantistica, insomma, di delegare l'autopsia e quindi la scelta del collegio dei medici, quindi medico legale specialisti, che verranno nominati non più dalla Procura della Repubblica ma dal GIP. Scusami, significa che quindi probabilmente l'autopsia non avverrà in tempi rapidi. No, perché devi considerare che già io andrò dal GIP dopo domani, quando domani gli servirà credo per studiarsi il fascicolo, in quanto ad oggi era investito la questione solo la procura, ora il fascicolo sarà trasmesso oggi per la prima volta al GIP che dovrà vederlo e prendere le sue scelte. Infatti mi è stato già consigliato di andare dal GIP non domani ma dopo domani mattina. Allora, Patrizia, tantissime persone esprimono solidarietà e condoglianze per te, per tuo marito, per gli altri tuoi due figli. Si sta mostrando tanto, però ovviamente la preoccupazione è che a fianco a tanta solidarietà ci sia anche tanto sciacallaggio e in qualche caso anche malafede. Fare attività di questo tipo, tipo magliette o addirittura un IBAN falso, cioè o meglio l'IBAN era vero, era falsa la raccolta di soldi per il funerale perché è a carico dell'amministrazione Certo. comunale. Quindi tu hai voluto a tutti i costi fare qualcosa, cioè una fondazione che quindi è garantita e verificata da un notaio. Noi siamo che ringraziamo pubblicamente il notaio, come si chiama? Cogliando. Ah, ok, perfetto, che gratuitamente ha Si è messo ehm, subito a e disposizione addirittura del... ha, mi consta personalmente, Dato un ha fondo messo pubblico. di tasca proprio una parte di, di Sì. questi soldi, giusto? Certo, si è fatto una donazione privata che diciamo non voleva neanche rendere pubblica, ma ci assumiamo la responsabilità di dirlo perché è stato un Grazie. bellissimo gesto. Allora, Patrizia, molte persone dicono Domenico è il figlio d'Italia, Domenico è il figlio di tutti, però intanto quello che è necessario è adesso mantenere alta la tensione, da una parte ovviamente degli avvocati, ma dall'altra parte ovviamente del sostegno alla possibilità che non riavvengano queste cose, perché poi la fondazione vuole fare pure questo. Non scopre questo, che non succeda più a nessun altro bambino, che nessun'altra famiglia soffra come stiamo soffrendo noi. E per questo lei, nonostante il momento di grande difficoltà, io voglio far capire a Molta tutti, fatica. esatto. Il dolore me lo tengo dentro, però credo che sia giusto anche nei confronti di mio figlio e degli altri miei due figli andare avanti. Lei ha avuto diverse attestazioni di affetto, però in particolare quello che sta colpendo più tutti è il fatto che fuori al Monaldi e fuori casa sua a Nola ci stanno oramai una distesa di lumini, Io magliette, frasi, fiori. vedo fiori, giocattoli, orsacchiotti, candele, di tutto e di più. E io ringrazio veramente dal profondo del mio cuore tutta l'Italia, veramente, a nome mio, a nome della mia famiglia e soprattutto a nome di Domenico. E ovviamente questo affetto adesso deve essere trasformato rispetto a chi, perché addirittura ci sono tante persone che si sono offerte di dare una mano economica. La signora Patrizia e la sua famiglia, che non navigano certamente nell'oro e hanno altri due figli, non hanno chiesto niente, hanno chiesto solo e esclusivamente di poter mettere in piedi una fondazione che possa seguire altri casi aiutando persone, perché lei non è stata aiutata se non fosse stato per gli avvocati che Io lo ringrazia. ribadisco.
se non era, è stato tutto grazie al mio avvocato, se io posso sapere la verità adesso, se cerco la verità e scoprirò la verità. Francesco, l'ultima cosa, Sì, la domanda che tutti si fanno è, tu hai detto oggi in conferenza stampa una cosa molto sì, importante, non parlate più di errori di comunicazione, sì, perché stava emergendo fuori un aspetto molto peggio di quello che tu stesso pensavi. sì. Questa è una volontà di occultamento, c'è stato. Non c'è stato un errore di comunicazione, è una volontà di occultamento, quindi iniziamo almeno a chiamare le cose con il loro nome. Poi il resto lo deciderà la magistratura, però un errore di comunicazione è quando viene data un'informazione in modo sbagliato e dall'altra parte magari la si recepisce in modo ancora più sbagliato. Qua non è stata data nessuna comunicazione in modo sbagliato, qua è stato deliberatamente nascosta la verità alla mamma dai medici che hanno fatto il giuramento di Ippocrate e che tenevano in carico le cure del figlio. Ovviamente quello che è la cosa più importante di tutti è cercare di distinguere però dalle responsabilità dei singoli medici all'intero Monaldi. Lei l'ha sempre detto. L'ho sempre detto, lo ribadisco, cioè io almeno conosco bene bene il reparto di terapia intensiva, infermiere, conosco i dottori insomma di quel reparto e mio figlio è sempre stato trattato come un loro figlio. Quindi io, ma anche adesso io non do la colpa a nessuno, non do il nome a nessuno. Io finché non ho la carta scritta dal procuratore, dalle autorità competenti, io non do colpa a nessuno. Francesco, noi pensiamo appunto che la stessa direzione, lo stesso Monaldi sia parte lesa a causa di questo atteggiamento, di questi errori, di questa volontà di occultamento che apprendo dalla stessa direzione sanitaria che c'è stata anche nei confronti della direzione, in quanto la dottoressa Iervolino mi ha detto chiaramente dinanzi ad altre persone che mi ha riferito che la dottoressa Farina ha mentito prima a lei nel dirle che aveva riferito tutto alla madre, che la madre sapesse tutto, perché un processo ci sarà, ne sono convinto. Lo stesso Monaldi si costituì la parte civile al nostro fianco. Esatto, la richiesta è quella di parte civile.